Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In queste domeniche la liturgia ci propone il cosiddetto discorso della montagna nel Vangelo di Matteo. Dopo aver presentato domenica scorsa le Beatitudini, oggi mette in risalto le parole di Gesù che descrivono la missione dei suoi discepoli nel mondo. Egli utilizza le metafore del sale e la luce e le sue parole sono dirette ai discepoli di ogni tempo, quindi anche a noi. Gesù ci invita ad essere un riflesso della sua luce attraverso la testimonianza delle opere buone. E dice così: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Queste parole sottolineano che noi siamo riconoscibili come veri discepoli di colui che è la luce del mondo, non nelle parole, dalle nostre opere. Infatti è soprattutto il nostro comportamento che nel bene e nel male lascia un segno negli altri. Abbiamo quindi un compito e una responsabilità per il dono ricevuto, la luce della fede che è in noi per mezzo di Cristo e dell'azione dello Spirito Santo. Non dobbiamo trattenerla come se fosse nostra proprietà. Siamo invece chiamati a farla risplendere nel mondo, a donarla agli altri mediante le opere buone. E quanto ha bisogno il mondo della luce del Vangelo che trasforma, guarisce e garantisce la salvezza a chi lo accoglie. Ma questa luce noi dobbiamo portarla con le nostre opere buone. La luce della nostra fede, donandosi, non si spegne, ma si rafforza. Invece può venir meno se non la alimentiamo con l'amore e con le opere di carità. Così l'immagine della luce si incontra con quella del sale. La pagina evangelica infatti ci dice che, come i discepoli di Cristo, siamo anche il sale della terra. Il sale è un elemento che, mentre dà sapore, preserva il cibo dall'alterazione e dalla corruzione. Al tempo di Gesù non c'erano i frigoriferi. Pertanto la missione dei cristiani nella società è quella di dare sapore alla vita con la fede e l'amore di Cristo che ci ha donato e nello stesso tempo di tenere lontani i germi inquinanti dell'egoismo, dell'invidia, della maledicenza e così via. Questi germi rovinano il tessuto delle nostre comunità che devono invece risplendere come luoghi di accoglienza, di solidarietà, di riconciliazione. Per adempiere a questa missione bisogna che noi stessi, per primi, siamo liberati dalla degenerazione corruttrice degli influssi mondani, contrari a Cristo e al Vangelo. E questa purificazione non finisce mai, va fatta continuamente, va fatta tutti i giorni. Ognuno di noi è chiamato ad essere luce e sale nel proprio ambiente di vita quotidiana,
perseverando nel compito di rigenerare la realtà umana nello spirito del Vangelo e nella prospettiva del Regno di Dio. Ci sia sempre di aiuto la protezione di Maria Santissima, prima discepola di Gesù e modello dei credenti che vivono ogni giorno nella storia la loro vocazione e missione. La nostra Madre ci aiuti a lasciarci sempre purificare e illuminare dal Signore per diventare a nostra volta sale della terra e luce del mondo. Cari fratelli e sorelle, oggi in Italia si celebra la giornata per la vita sul tema Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta. Mi unisco ai vescovi italiani nell'auspicare una coraggiosa azione educativa in favore della vita umana. Ogni vita è sacra. Portiamo avanti la cultura della vita come risposta alla logica dello scarto e al calo demografico. Stiamo vicini e insieme preghiamo per i bambini che sono in pericolo dell'interruzione della gravidanza, come pure per le persone che stanno alla fine della vita. Ogni vita è sacra, perché nessuno sia lasciato solo e l'amore difenda il senso della vita. Ricordiamo le parole di Madre Teresa: la vita è bellezza, ammirala. La vita è vita, difendela. Sia col bambino che sta per nascere, sia con la persona che è vicina a morire. Ogni vita è sacra. Saluto tutti quelli che lavorano per la vita, i docenti delle università romane e quanti collaborano per la formazione delle nuove generazioni, affinché siano capaci di costruire una società accogliente e degna per ogni persona. Saluto tutti i pellegrini, le famiglie, i gruppi parrocchiali e le associazioni provenienti da diverse parti del mondo. In particolare saluto i fedeli di Vienna, Granada, Melilla, Acquaviva delle Fonti e Bari, così come gli studenti di Penafiel, Portogallo, e Badajoz, Spagna. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.